Si chiamava Ennio Corazzin, 65 anni, il conducente dell'Audi finita sottosopra, sbalzata a bordo strada dalla Ford Puma, guidata da un 24enne all'incrocio tra via Marzelline e via San Sisto, sulla Postumia a Trevignano. Un incidente che non gli ha lasciato scampo. Ennio, noto geometra della zona, era conosciuto e apprezzato. Con il figlio lavorava nel suo studio di piazzetta Aldo Moro a Montebelluna, paese dove viveva con la famiglia. Stava percorrendo la Postumia con la moglie, il figlio e la nuora incinta. La coppia era andata a prendere i due giovani all'aeroporto di Treviso e si stavano dirigendo verso casa. I tre sono in gravi condizioni, ricoverati tra Montebelluna, Mestre e Treviso. Sono molto sconvolto da quanto è accaduto, anche perché conoscevo molto bene il geometra Corazzin, ho lavorato anche per lui, era una persona stimatissima, grande dolore. Ed era veramente un valido professionista, come ho detto ho avuto modo di lavorare con lui e anche dal lato amministrativo quando presentava i progetti. Ho un bellissimo ricordo di una persona veramente affabile e preparata. Scelgono il silenzio nella grande casa che Ennio divideva con i figli. Lo ricordano con poche parole: buono e generoso, una persona splendida, ha detto il genero. Ennio lascia 3 figli, 2 avuti con la moglie e 1 adottato. L'incidente, avvenuto intorno alle 21:30. Chi era sul posto parla di una scena agghiacciante. La situazione era tragica, c'erano feriti e purtroppo la persona senza vita e pezzi di auto ovunque. È stato un brutto incidente. Gli inquirenti continuano a indagare sulla dinamica del sinistro, ma secondo le prime ricostruzioni la Ford Puma che giungeva dalla direzione di Castelfranco con a bordo il 24enne e le 2 coetanee avrebbe azzardato la curva per svoltare in via San Sisto, schiantandosi frontalmente con l'Audi della famiglia che proveniva da Treviso. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del 24enne e non è escluso che debba anche rispondere di lesioni aggravate. Un incrocio, quello teatro del sinistro, che in passato era già stato al centro di incidenti anche gravi. Solo dell'anno scorso l'entrata di un tir nell'abitazione all'angolo tra via San Sisto e la Postumia. È stato sistemato una ventina d'anni fa dalla provincia, noi all'epoca avevamo chiesto anche una rotonda, ma non era tecnicamente allora fattibile, però continuano ad esserci tanti incidenti, queste cose non dovrebbero succedere.